vinto il popolo italiano, che ha capito di stare per essere vittima di un furto con destrezza operato dal governo Renzi, che ha tolto agli italiani il diritto al voto per le province e adesso voleva togliere agli italiani il diritto al voto per il Senato. A Catania il dato è clamoroso, 75% in una città governata da un sindaco renziano, non solo, una città nella quale nelle ultime settimane si muovevano più uomini di governo di quanti non se ne sono visti a Roma. È venuto lo stesso Renzi, ministri, sottosegretari, hanno promesso mari e monti, Maria Enna, i monti qui in pianura, e hanno avuto quello che meritavano di avere, ecco, un clamoroso no che significa anche una grande voglia di fatti concreti, non più di chiacchiere. Ecco, la politica del fumo non piace, serve la politica dell'arrosto. Credo che significhi anche il ritorno della gente alla politica, perché l'assenteismo che noi temevamo, almeno qui al sud, non c'è stato. Baccei dovrebbe rassegnare le dimissioni se avesse un po' di pudore politico, aveva detto alla vigilia che se avesse vinto il no, i precari, 15.000 precari, avrebbero perso il diritto alla stabilizzazione e quindi farebbe bene a tornarsene a Roma. E poi se si dovesse votare in anticipo noi chiederemo le dimissioni di Crocetta, perché in uno stesso giorno i siciliani possano votare per la Camera, per il Senato e per il nuovo Presidente della Regione, la nuova Assemblea regionale. Insomma, senza grandi clamori, senza euforie, ma con legittima soddisfazione, prendiamo atto che il nostro impegno per il no è stato premiato da un voto che non era emotivo, ma era un voto meditato, per molti amici miei anche sofferto, ma alla fine ha vinto il consenso.